Buon inizio settimana e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 20.09. La luna si leva alle 2.50 e cala alle 14.24. Oggi si celebra San Fabio. Vissuto intorno al III secolo, fu un fedele discepolo di Sant'Antimo. La storia ricorda il suo coraggio. Venne torturato e decapitato a Roma per essersi rifiutato di rinnegare la propria fede, offrendo sacrifici al dio Bacco. Tanti auguri anche a Letizia Castà, che festeggia oggi i suoi 48 anni. Scoperta quasi per caso a 15 anni su una spiaggia della sua amata Corsica, è passata dalle passerelle più prestigiose al grande schermo, diventando una delle attrici più stimate del cinema francese. E infine buon compleanno ad Alessandro Cattelan, che oggi spegne 46 candeline. Il conduttore, che ha segnato un'epoca con X Factor, il suo Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, guidando con ironia il dopo festival e la serata finale, confermandosi ancora oggi uno dei volti più brillanti della nostra TV. L'11 maggio 1860 è una data scolpita nel Risorgimento, lo sbarco dei Mille. Giuseppe Garibaldi, alla testa di un manipolo di volontari, molti dei quali giovani bergamaschi, approdò a Marsala. Quello che sembrava un piccolo drappello si trasformò presto in un esercizio inarrestabile grazie all'appoggio dei picciotti siciliani, portando alla caduta dei Borboni e all'unità d'Italia. Come fa il tuo smartphone a sapere sempre che ore sono? Non è magia, ma una rete complessa di tecnologie. Il tuo telefono sincronizza l'orario collegandosi a server chiamati NTP, Network Time Protocol, i quali ricevono il segnale direttamente dagli orologi atomici. Questi strumenti, situati nei laboratori terrestri e sui satelliti GPS nello spazio, sono così precisi da perdere meno di un secondo ogni milione di anni. Buon inizio settimana ai 12. La luna oggi inaugura la settimana con una dolcissima vibrazione del segno dei pesci, molta sensibilità per ognuno, soprattutto perché la quadratura con Urano crea un po' di nervosismo ad alcuni. Vediamo come. Ariete. Per voi la luna sembra dolce e intuitiva, qualche ricordo, qualche rimembranza che sicuramente accenderà qualche desiderio in più, voglia di coccole oggi. Toro. Per voi oggi la posizione della Luna è estremamente favorevole, Sole e Mercurio sono sempre più congiunti nel vostro segno e voi siete sempre più chiari con le parole. Giove è ambizioso e danaroso. Gemelli, per voi oggi è una giornata un pochino emotiva e piena di nervosismo, proprio perché l'Urano che ospitate è in quadratura alla Luna. Ci pensa Plutone però a stabilizzare un po' la faccenda e a chiarire dei dubbi che a volte vi fanno prendere fischi per fiaschi. Cancro, per voi oggi la giornata è un po' interessante, visto che la luna di Trigono accende un po' tutti i desideri, qualche gelosia, qualche piccolo sospetto che irrita un po' meglio le faccende. Le cose sono molto più serene e semplici di quanto non le vedete. Leone, la luna oggi non è più in opposizione, l'umore torna bene ed è un'ottima partenza per questo lunedì, che vi vede peraltro incamerare le energie marziane e le ambizioni di Giove in una maniera molto costruttiva e capace. Vergine, luna d'opposizione oggi è un lunedì un po' pieno di cose da fare, che porta un po' di stanchezza, posti in cui arrivare e destinazioni ancora da intraprendere. Bilancia, per voi oggi la luna perde il suo appoggio di Trigono, sparisce un po' dal vostro cielo, ma vi ricorda che nel quotidiano avete ancora molto da rimettere in ordine, quindi questo lunedì inizia con un alacre lavoro di riordino. Scorpione, luna di Trigono per voi, quindi oggi siete molto ben disposti alle passioni e all'amore. Per i single ottimo periodo incontro fulminante. Sagittario, per voi oggi la luna è un po' nervosa, la quadratura dai pesci e in più l'opposizione di Urano tendono a farvi essere un pochino più scalpitanti del solito, occhio a non offendere chi vi sta vicino. Capricorno, luna favorevole per voi, è una luna abbastanza impegnata a farvi vedere
le ragioni degli altri, quelle emotive, quelle che a volte potrebbero non essere da voi razionalizzabili proprio per la repentinità con cui accadono. Oggi contemplerete uno stile diverso dal vostro. Acquario, per voi è sempre stile libero e questa luna visionaria che si scontra un po' col vostro pianeta Urano vi darà comunque l'idea giusta in una prospettiva in cui nessuno vede. Come al solito voi arrivate un po' più lontano. Ottimo in amore. Luna in pesci, e pesci è il segno protagonista della giornata. Quadratura con Urano, oggi vi sentite un po' deboli, un po' feriti da qualcosa, da qualche accadimento strano, da qualche imprevisto che vi lascia un po' di stucco. I soldi non possono comprare la vita. Queste furono le ultime parole di Bob Marley, che ci lasciava l'11 maggio 1981. Il re del reggae moriva solo a 36 anni, ma la sua eredità vive ancora oggi. Marley infatti non ha solo regalato al mondo canzoni immortali, ma ha diffuso un messaggio di pace, giustizia sociale e spiritualità che continua ad ispirare milioni di persone. Volete dire a qualcuno che sta facendo dei passi da gigante con il suo inglese? In Gran Bretagna usano l'espressione by leaps and bounds, letteralmente significa per salti e rimbalzi, e si utilizza per indicare un progresso rapidissimo, una crescita che avviene a vista d'occhio. San Francesco d'Assisi, il giullare di Dio, fu un vero rivoluzionario. A 24 anni scelse la strada della pazzia agli occhi del mondo, spogliandosi di ogni ricchezza per abbracciare Madonna Povertà. Dalle prediche agli uccelli all'incontro con il lupo di Gubbio, Francesco ha insegnato che la vera saggezza sta nel farsi piccoli e stare accanto agli ultimi. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Se il tuo petto non può mantenere il tuo segreto, come mai potrà mantenerlo quello a cui l'avrai confidato? Siate sempre custodi della vostra parola e dei vostri sogni. Io vi do la mia. Vi aspetto anche domani, sempre qui alla stessa ora, con una nuova pagina dell'Almanacco. Non mancate e non cambiate canale. Buon lunedì dalla vostra Jaire.